Buongiorno e benvenuti al nostro spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus, che quest'oggi sarà dedicato alla prevenzione incendi, perché sapete ormai Cerbero è alle porte, questo anticiclone che già fa paura e che porterà a temperature bollenti e che ci probabilmente farà confrontare come ogni anno con l'emergenza incendi. Ne parleremo con gli ospiti che vi presento subito. In collegamento con noi c'è Salvo Cocina, direttore della Protezione Civile regionale, benvenuto. Grazie. Buongiorno. E poi qua in studio con me c'è Filippo Buscemi, capo dell'Ispettorato Forestale di Catania. Buongiorno. E in collegamento abbiamo Gerlando Cuffaro, commissario superiore della Forestale, che è il nostro esperto di droni. Vi abbiamo proposto un servizio nel corso del telegiornale, l'approfondiremo proprio con lui. Ma prima di andare a parlare di questi ausili tecnologici così utili anche in questo campo, dottore Cocina, volevo affrontare con lei il tema della macchina, della prevenzione proprio a pochi giorni. Qualche giorno fa con l'assessore Pagana, che è l'assessore al territorio, parlava di un coordinamento insomma dei vari centri, perché questo è un campo in cui le competenze sono particolarmente frammentate, no? Sì, sono frammentate perché esistono varie tipologie di incendio: l'incendio boschivo in aree protette naturali o nei boschi, l'incendio di vegetazione semplice, l'incendio di interfaccia, una definizione nata nel 2006-2007 ad opera della Protezione Civile. Oltre agli incendi urbani, le competenze sono pure separate. Nel primo, incendio boschivo, è competente il Corpo Forestale della Regione Siciliana. Nell'incendio vegetazionale e di interfaccia sono competenti i Vigili del Fuoco. Ecco. Cosa fa la protezione? Questo non significa che ci siano compartimenti stagni, uno interviene in aiuto dell'altro dove ci sia necessità, appunto. Ecco, quello che le voglio chiedere, vi fa paura questa ondata di calore, oppure come diceva qualcuno gli incendi non sono colpa del caldo, ma come capita degli imbecilli, mi passi il termine? Ma è chiaro che nei prossimi giorni avremo un forte innalzamento delle temperature. Siamo stati fino ad oggi beneficiati dal fatto che le temperature sono state basse, quindi avremo anche nelle grandi città fenomeni di ondate di calore. L'aumento delle temperature, unitamente al fatto che ha piovuto a maggio, c'è stata molta massa, molta vegetazione nata nei boschi, nelle campagne, questo aumenta notevolmente il rischio. Io ritengo però che la perturbazione l'area di alta pressione che sta interessando l'Europa sia più orientata verso occidente dell'Europa, quindi interessi di più la Sardegna che la Sicilia. Forse spero che la Sicilia ne venga beneficiata. Sicuramente la provincia di Trapani o di Palermo, le province saranno più interessate al fenomeno. Comunque, proprio in queste ore sto emanando un avviso di allerta straordinario rivolto ai pericoli di ondate di calore oltre che degli incendi, perché in effetti nei prossimi giorni ci sono previsioni abbastanza, diciamo, severe, ecco. Però senza allora come si prepara questa macchina? Perché c'è una atavica carenza di mezzi, anche se so che alcuni mezzi nuovi stanno arriveranno alla spicciolata fino a dicembre, e poi magari di uomini ne parleremo anche con gli uomini che lavorano sul territorio. Questi mezzi nuovi stanno arrivando? Guardi, l'assessore Pagana ha coordinato una serie di riunioni sul territorio proprio per fare sinergia tra le poche forze che purtroppo ci sono, Vigili del Fuoco, Forestale e volontari di Protezione Civile. La Protezione Civile 2 anni fa ha fatto una gara per conto della Forestale per i mezzi nuovi so che stanno arrivando proprio entro fine mese, arriveranno. Si tratta di uno stock di 115 mezzi che sicuramente aiuteranno la situazione, aiuteranno il Corpo Forestale a spegnere. Ripeto, è stato fatto il massimo possibile con il coordinamento di uomini e mezzi sul territorio e quindi l'organizzazione a questo punto è stata perfezionata anche con un accordo di programma sottoscritto dal Presidente della Regione, dall'assessore, dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco il mese scorso. Speriamo appunto che la situazione del tempo sia clemente, però onestamente ritengo che la Regione, il Corpo Forestale, la Protezione Civile, ma anche lo Stato e i Vigili del Fuoco abbiano fatto il massimo possibile. Ci rimettiamo alla coscienza dei cittadini. Come diceva lei, gli incendi non sono quasi mai per fatti naturali, ma colpa di delinquenti o di imbecilli.
di stupidi o di persone distratte chiaramente, e pertanto sarebbe efficacissima, veramente molto efficace, un'azione di presidio del territorio a cura anche dei cittadini, la segnalazione precoce degli incendi e, perché no, un rafforzamento dei servizi d'ordine, quindi anche le forze di polizia, nelle ore più calde, le ore predisponenti all'incendio, che sappiamo essere quelle. Proprio a questo proposito, dottore Cocina, è venuto, sono adesso in vostro supporto e ausilio anche, lo sa benissimo anche lei, i droni, questi piccoli velivoli che possono sorvolare. La regia può farci vedere le immagini che abbiamo girate nei giorni scorsi e che aiutano in questo senso. Voglio andare allora subito da Gerlando Cuffaro, che è appunto esperto e referente di tutto il sistema dei droni in Sicilia. Quanti sono e come vengono utilizzati? Attualmente la flotta droni del Corpo Forestale conta 96 droni distribuiti su tutte e 9 le province. Ovviamente sono droni con caratteristiche diverse. Quello che state vedendo in questo momento è un Mavic che monta 2 videocamere, una diciamo normale e una termocamera. Questo lo usiamo principalmente per scovare inneschi di incendi o alla fine dell'incendio per vedere se ci sono insomma dei residui, dei focolai. Questo che per esempio che stiamo vedendo in questo momento è un incendio divampato proprio qualche giorno fa in un villaggio nei pressi della playa di Catania. E questo è stato individuato con l'altro drone, che è molto più piccolo di quello che vedete, ma è molto più maneggevole. E questi droni diciamo che ovviamente non vengono usati solo per l'antincendio, ma in questo periodo sicuramente possono dare un grande supporto. Sono dei droni che con la nuova normativa li possiamo alzare fino a 120 metri, il che significa che da un'altezza di 120 metri riusciamo a vedere qualcosa come 4 km quadrati, insomma, cioè, parliamo di territori abbastanza vasti visti da un solo punto. E questo ai fini della prevenzione credo che sia un elemento importantissimo. Importantissimo. Dottore Cocina, prima di salutarla, perché so che dobbiamo lasciarla al suo lavoro, ecco, che sensazione ha vedendo questo controllo, vero e proprio controllo del territorio dall'alto? E questo è un controllo efficace, molto efficace del territorio, che dovrebbe essere fatto specialmente nei giorni nelle ore di maggiore rischio. Il problema poi è riuscire a intervenire in modo efficace e in modo rapido, e per questo quello che dobbiamo fare, la Regione ma anche lo Stato deve fare, è potenziare i corpi operativi. C'è purtroppo un problema di carenza di risorse che abbiamo un poco tutti e mi auguro appunto che il governo riesca a risolverlo. Però la direzione è questa: lavorare sulla prevenzione, lavorare su attività di intelligence, ecco, scovare gli autori di questi incendi. Ecco, i droni, oltre che in funzione di prevenzione, possono essere utilizzati anche in questo senso, no, Gerlando Cuffaro? Perché, per esempio, potete individuare una targa o addirittura una persona ancora sul posto, se così tempestivi? Assolutamente sì, ma già l'anno scorso abbiamo individuato durante il servizio di monitoraggio di prevenzione delle persone appunto che accendevano, quindi sicuramente le due sfaccettature camminano insieme. Mentre si fa prevenzione si scovano eventuali malintenzionati o gente distratta, come diceva il dottore Cocina. Con una terminologia un po' diplomatica. Allora, dottore Cocina, io la ringrazio, la lasciamo al suo lavoro, grazie per il collegamento, riceveremo quindi fra poco questa allerta per il crisi e rischio di colpi di calore, e quindi per quanto riguarda le persone l'invito a stare tutti attenti a seguire determinate precauzioni. Sì, vi invito anche, prego anche la vostra emittente, che è così diffusa in tutti gli strati sociali, di diramare anche questo avviso, non tanto per gli incendi, ripeto, siamo preparati, ma piuttosto per le ondate di calore
che saranno piuttosto severe a partire dal 14 nelle grandi città. Le ondate di calore sono fenomeni che sono amplificati nelle grandi città dove ci sono distese di cemento, di asfalto e c'è poco verde. Ecco, tenga conto che la differenza di temperatura tra un'area urbanizzata e un'area a verde è di diversi gradi e può fare la differenza con appunto riferimento agli effetti sulla salute, specialmente dei soggetti fragili, sono quelli a cui fare molta attenzione. Benissimo, e allora ne terremo conto sicuramente nelle prossime ore. Grazie al dottore Salvo Cocina, direttore della Protezione Civile regionale. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, ma continueremo subito dopo a parlare di prevenzione e rischio incendi. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di rischio e prevenzione degli incendi, anche se proprio poco fa il capo della Protezione Civile regionale ha annunciato un'allerta per mettere in guardia soprattutto chi abita nelle aree urbane contro le ondate di calore che sono previste a partire dal 14, perché insomma ci ha tranquillizzato, la macchina della prevenzione incendi è già in moto e uno di questi ingranaggi di questa macchina è proprio l'ispettorato forestale di Catania. Il responsabile è con noi, Filippo Buscemi. Benvenuto, era già con noi. Ecco, per quanto riguarda i mezzi, ci ha detto che sta arrivando dei mezzi nuovi che sono stati acquistati, anche se arriveranno lentamente. Per quanto riguarda gli uomini, sì. Avete forze sufficienti per fronteggiare questo rischio? Guardi, noi abbiamo due tipologie di uomini, cioè gli uomini che compongono le squadre antincendio e gli uomini in divisa, e il corpo forestale. In entrambe le tipologie di uomini e donne del corpo forestale abbiamo delle carenze. Nel primo caso le squadre, gli uomini che compongono le squadre forestali, le squadre antincendio, vengono reclutati da una graduatoria ormai in esaurimento che ci dispone di persone che hanno un'età media veramente alta, 55-60 anni, e che quindi fanno un gran lavoro, perché devo dire che sono persone che hanno una grande esperienza, un grande impegno, ma chiaramente a spegnere un incendio, affrontare un incendio, affrontare una giornata anche nell'attesa che avvenga l'evento, per una persona di 55 anni media non è facilissimo, e quindi si auspica una soluzione di questo problema. Per quanto riguarda invece il corpo forestale, cioè gli uomini del corpo forestale, anche qui si hanno delle carenze importanti che l'assessorato, l'assessore, la direzione contano di poter affrontare nel breve con un concorso ad hoc per l'assunzione di agenti forestali che possano rimpinguare appunto le strutture. Parliamo dei fattori di rischio che aumentano appunto il rischio incendi. Quando voi intervenite spesso trovate delle aree incolte oppure sterpaglie lungo i bordi delle strade. Ogni anno la prefettura emana delle ordinanze che spesso non vengono rispettate. Ecco, per esempio questo delle aree incolte è un problema. Sì, sono tutti dei problemi, le aree incolte, i bordi stradali, le fasce parafuoco, chiaramente oltre alla presenza di, come diceva lei, di persone inclini a procurare, a cagionare questi quello che eventi. Noi chiamiamo il piromane, no? Il problema, il piromane, la persona con disturbi psichici poi alla fine è una percentuale la persona bassa. con disturbi psichici è bassa, è una percentuale bassa, il piromane, proprio il malato, è una percentuale bassa, più che altro sono, come lei li ha definiti nel virgolettato, sono degli imbecilli, ma sono dei delinquenti, sono delle persone che cagionano del danno, cagionano l'incendio per delle finalità ben precise, proprio a scopo di arrecare danno, alla collettività o a personali interessi, perfetto. A ciò si aggiunge il fatto che molte aree sono mal curate, sono incolte, parlavamo dei bordi stradali, ma soprattutto è molto importante il fatto che
molti non rispettano le ordinanze che i comuni emanano annualmente relative alla pulizia delle aree private, e anche lì è un vulnus importante e anche difficile da contenere, dato il numero sia di personale nostro del Corpo Forestale, ma obiettivamente anche legato al numero di personale a disposizione dei comuni. Allora, in neanche loro attesa che navigano si in buonissime faranno acque. queste nuove assunzioni, questi nuovi concorsi, sono invece arrivati a darvi una mano, l'abbiamo detto dall'inizio, appunto i droni. Gerlando Cuffaro, che svolgono una funzione di avvistamento, di prevenzione, ma anche di deterrente, no? Assolutamente sì. Credo che un dato importante potrebbe essere una statistica che abbiamo fatto nel Corpo Forestale in base al numero di interventi che si fanno ogni anno e in base alle superfici boscate e non boscate e bruciate. Questo è importante perché i droni nel Corpo Forestale vengono acquistati nel 2021, quindi appena 2 anni fa. Diciamo che siamo ancora in fase sperimentale, se vogliamo essere precisi. Vengono consegnati ai distaccamenti fine luglio 2021, quindi campagna antincendio già iniziata, e nel 2021 abbiamo, ovviamente attenzione, bisogna considerare anche che già abbiamo dei protocolli con altri, lavoriamo insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quindi nel 2021 c'è una diminuzione del 15% di superficie boscata bruciata. Nel 2022 c'è il salto, secondo me, di qualità, perché arriviamo al 57% in meno di superficie boscata percorsa da incendi. Importanti. Importantissimi. Non è sicuramente merito tutto dei droni, ma ovviamente sapere che dall'alto, anche se noi non ce ne accorgiamo, ma possiamo essere controllati, sicuramente è un forte deterrente. Peraltro quest'anno l'amministrazione ha acquistato un nuovo drone che ha una caratteristica, è un drone ad ala fissa, cioè tipo un aereo, ad energia solare. Quindi significa che resta in volo praticamente finché c'è luce e riesce ad individuare un innesco, un principio di incendio di 30-40 cm dall'altezza di 120 metri. Cioè, quindi voglio dire, stiamo cercando, l'amministrazione sta cercando di ampliare sempre più questo parco tecnologico importante, anche perché basta guardarsi intorno, si comprende che i droni oramai diventano un elemento importantissimo nella società. Basti pensare che si fa il trasporto di materiale biologico con i droni, quindi voglio dire, sono degli elementi alla base di tante attività. Quello che abbiamo visto in azione qualche giorno fa, uno dei vostri droni era anche dotato di un altoparlante, no? Che poteva anche diffondere una voce, per esempio mettere in guardia sulla presenza, o addirittura parlare per esempio a una persona scomparsa. Assolutamente sì. Questo drone può montare sia un altoparlante, quindi anche in caso di emergenza per dare un allarme, per segnalare che non succeda mai, però dico un'evacuazione potrebbe essere importante anche questo. Può montare anche un riflettore, una luce praticamente a LED, quindi per illuminare di notte in caso di emergenza, se bisogna, eccetera, eccetera, e poi può montare un flash che è visibile a 5 km. Quindi sempre in caso di emergenza, gente dispersa, eccetera, eccetera, sicuramente questo drone potrà essere un elemento fondamentale. Volevo precisare con l'occasione che proprio l'anno scorso, nel Nisseno, colleghi del distaccamento di Caltanissetta sono stati interpellati per la ricerca di una persona e grazie a Dio attraverso i nostri droni è stata ritrovata la persona dispersa, insomma è stata tratta in salvo. Quindi voglio dire, sono strumenti che se usati bene sicuramente possono servire a tanto.
Sì, devo dire che questa voce metallica che dall'alto mette in guardia dicendo siete sotto controllo mi ricordava qualche film di fantascienza che abbiamo visto al cinema, e però ormai sono diventati realtà a tutti gli effetti. Abbiamo fatto riferimento agli incendi, alle persone scomparse, ma anche per esempio ai reati ambientali, sono utilissimi perché a volte le discariche sono in luoghi impervi. E anche in questo settore diciamo che i colleghi hanno lavorato abbastanza. Lei comprende, cioè, diciamo che ogni provincia ha delle problematiche particolari e non in tutte le province sono uguali le problematiche, quindi alcuni tipi di reati magari sono più evidenti in alcune province, e noi abbiamo nella zona di Siracusa, Ragusa, dove si è lavorato tantissimo proprio con le discariche. Questo è un discorso ovviamente che è diffuso in tutta la regione, il problema della spazzatura dei rifiuti, però magari in altre province hanno più esigenza su altri settori. Però dico, anche per quanto riguarda l'ambiente, ma l'ambiente a 360 gradi, consideri che proprio a Catania, il dottor Buemi mi può dare conferma, si è lavorato tantissimo con la protezione civile per rilevare eventuali criticità nei fiumi, nei corsi d'acqua, nell'intersezione con le vie di comunicazione con le strade. Allora, glielo chiediamo subito. Infatti, Buscemi, sì, anche questo sì, utilizzo. sì. Dico, a me viene da pensare che forse qualche sorvolo sulle varie micro discariche abusive di Catania sarebbe anche utile, però è chiaro che poi entrano in gioco altre problematiche in città. Il sorvolo sulle discariche viene fatto sia micro che macro, e quello a cui faceva riferimento il commissario è relativo a un'attività che abbiamo svolto durante quest'inverno, perché oltre alle emergenze per le ondate di calore ci sono le emergenze per le eccessive piovosità, e come sappiamo Catania, soprattutto nella zona sud-est, è una zona molto critica di Catania. E quindi coordinati dalla prefettura abbiamo fatto un'attività di controllo dei canali di scolo, dei fiumi, dei bacini in quell'area, perché chiaramente anche lì l'incuria, la cattiva pulizia, lo sversamento, più che altro l'abbandono di rifiuti all'interno dei corsi dei canali, la non pulizia, creano problemi che poi sfociano negli allagamenti e nelle problematiche più serie. Mi sa che nel futuro invece di assumere personale prenderanno sempre nuovi droni. Assolutamente, i droni andranno sempre più a specializzarsi e saranno sempre più utili, però il personale nel nostro caso è veramente indispensabile, perché dopo che lo individui anche all'inizio sul sorgere, e poi qualcuno deve spegnere l'incendio, e ad oggi il drone non ci riesce. Ad oggi, non sappiamo, in futuro potranno trasportare anche carichi d'acqua un po' come fanno i Canadair. Ad oggi ci vogliono persone specializzate. Allora siamo in chiusura, un'ultima raccomandazione ai nostri telespettatori che ci seguono in funzione di prevenzione. So che comunque in tanti ogni anno vi segnalano al numero di emergenze, il 1515, principi di incendi, quindi c'è questo senso civico da parte dei cittadini. Sì, devo dire che noi riceviamo tante segnalazioni, tante telefonate, oltre ad avere una rete di avvistamento tipica delle caratteristiche del nostro corpo forestale, che sono le torrette di avvistamento nelle aree boscate, soprattutto nelle aree più pregiate, no? Chiaramente noi avendo l'Etna nella provincia di Catania di queste però è importante, ribadiamolo, segnalare ogni volta che si vede. È importantissimo segnalare. Devo dire che arrivano tante segnalazioni nella nostra sala operativa, e poi la raccomandazione è quella appunto di non fare sciocchezze, di non accendere fuochi, di non lasciare le macchine con le marmitte catalitiche nei pressi di aree dove ci sono delle sterpaglie, e soprattutto raccomandare a quelli che lei apostrofava un po' prima, magari di evitare, ecco. E quindi evitate, anche perché, l'abbiamo detto, attenti che il drone dall'alto vi può guardare, quindi non lo sapete, ma c'è qualcuno che da lì vi osserva. Allora siamo in chiusura, ringrazio Filippo Buscemi, capo dell'Ispettorato della Forestale di Catania, e ringrazio Gerlando Cuffaro, commissario superiore della Forestale ed esperto dei droni, appunto in dotazione a questo corpo. Grazie anche a tutti voi che ci seguite da casa, e a tutti un buon pomeriggio.